tutti, rieccoci qua, noi siamo Leo e Vero di lifeintravel.it, questa è Avventure in bicicletta e continuiamo a portarvi in giro per l'Italia, continuiamo a farvi scoprire nuovi itinerari ciclabili, però oggi restiamo nel nord Italia e dove andiamo, Vero? Tra Veneto e Lombardia sulla ciclabile del Mincio che collega Peschiera del Garda dal lago a Mantova. Perfetto, quindi il ciclabile del Mincio segue tutto il corso, o almeno la parte iniziale del corso del fiume Mincio, partendo da Peschiera, che è una cittadina fortificata, quindi è un itinerario fluviale, è un itinerario molto conosciuto soprattutto nel nord Europa, visto che il lago di Garda è popolato in estate da migliaia di tedeschi che ogni tanto si concedono un'escursione giornaliera su questo percorso. È un percorso facile. Quasi tutto asfaltato. Altri dati da dare: non c'è praticamente dislivello se non piccole salitelle, ma proprio brevi. Sì, tipo dossi. Quasi dossi. E la lunghezza è di 48 km, quindi dai, fattibile da tutti. Fattibile in giornata. Anche perché poi da Mantova si può tornare in treno fino a Verona e poi a Peschiera. Perfetto. E allora vediamo di raccontare un po' cosa c'è lungo questo itinerario, cosa c'è da vedere, cosa c'è di interessante da scoprire. E da gustare. E pure da gustare. Sì, che tu non l'hai detto ma pensi sempre a mangiare. No, assolutamente no. Quindi niente, partiamo dal lago di Garda che già di per sé insomma non è affatto male e scendiamo lungo il Mincio. Il primo borgo diciamo che coglie l'attenzione è Borghetto, che è appunto vicino a Borghetto c'è un ponte Longobardo da cui si può vedere appunto il paese nel modo più piacevole, e a Borghetto ci sono anche dei mulini, quindi insomma è veramente piccola, ci si impiega in 5 minuti per visitarla, però è piacevole. Da Borghetto una piccola bisogna salita. Scendere di sella e andare a piedi all'interno di questi vicoli, no? Sì, certo, ma poca roba insomma. Certo. E niente, dal fiume Mincio si sale leggermente, ma proprio per un brevissimo tratto, e si arriva a Valeggio sul Mincio. Valeggio sul Mincio, che è famosa soprattutto per i tortellini, che sono la località, la specialità locale. E poi c'è il Parco Sigurtà. E poi c'è il Parco Sigurtà. Il Parco Sigurtà, che è anch'esso un parco privato enorme, che si può visitare anche in bicicletta, quindi vale la pena anche fare un giretto in bicicletta. Un'escursione nell'escursione, insomma. Esatto. Poi una piccola deviazione dal Mincio ci porta anche a Castellaro Lagosello. Sì, lì la deviazione è un po' più lunga che non quella di Valeggio, però comunque è un borgo che merita. È uno dei borghi bandiera arancione del Touring ed è veramente un bellissimo borgo su una piccola collina. Lì peraltro c'è un laghetto non tanto distante dal borgo dove, mi dicevi tu, Vero, sono state trovate dei resti di vecchie palafitte. Quindi è uno dei 111 siti UNESCO palafitticoli delle Alpi. Quindi anche questo insomma è interessante da sapere e da visitare. Io non lo sapevo e quindi sono contento e ho una scusa per tornare sul Mincio la prossima volta. A Castellaro. Poi scendendo ancora ci sono tantissime possibili deviazioni e una interessante è quella a Volta Mantovana per il castello. Esatto, a Volta Mantovana, mentre a Castellaro non c'è una ciclabile vera e propria, bisogna fare strade secondarie per raggiungere il borgo, a Volta Mantovana ci si arriva direttamente su ciclabile con una deviazione di circa 4 km e si può visitare il castello medievale di Volta Mantovana. Assolutamente sì. Che il primo proprietario fu Matilde di Canossa. Dopo di questo niente, si prosegue dolcemente e lievemente lungo le sponde del Mincio per arrivare nella città principe di questo itinerario, giusto? Sì, che è Mantova. Prima di arrivarci si attraversano sul lungoponte i due laghetti, giusto? Dove si può fare anche birdwatching, anche tutto il lago, il fiume Mincio si può fare birdwatching per gli appassionati, io lo dico sempre perché sono una patita. E niente, si arriva a Mantova che insieme a Sabbioneta è patrimonio UNESCO, è una città bellissima, insomma ci sono veramente tantissime cose da vedere,
dai palazzi, ok, come quello ducale del tè, che è un po' più fuori dal centro. Certo. Poi che altro, Leo? Poi vabbè c'è la piazza delle Erbe, dove c'è la rotonda e la torre dell'orologio, ad esempio. La rotonda mi E pare comunque anche sia la chiesa più antica di Mantova, la rotonda di San Lorenzo. può E- darsi, non ricordo benissimo. Poi c'è il Palazzo del Capitano e niente, tutto il centro di Mantova merita assolutamente una visita. un sacco di All'interno del Palazzo chiese, c'è il Ducale, che Duomo. è stato, ricordo, è stato danneggiato durante il terremoto in Emilia. Mi ricordo che appunto anche Palazzo Ducale era stato danneggiato e si temeva per la sua stabilità strutturale. Comunque all'interno del Palazzo Ducale ci sono dipinti del Mantegna, giusto? Gli Anche affreschi del Gli Mantegna, c'è affreschi anche del la Mantegna. casa del Mantegna a Mantova, quindi si può vedere anche quella. E poi vi consigliamo, se non siete ancora stanchi, una piccola deviazione sempre ciclabile da Mantova, una volta che siete arrivati appunto in città, per Sabbioneta, perché le due località sono collegate da ciclabile. Sì. Quindi si può andare a visitare anche Sabbioneta, che è veramente carina, insomma. E a questo punto direi che potrebbe essere un'occasione per fare anche un giro magari di più di un giorno, non soltanto un giorno, magari fermarsi a Mantova, visitare Mantova con calma e poi il giorno seguente proseguire verso Sabbioneta. Esatto. E a Mantova ci sono famosi anche i tortelli con le zucche, o no? Ma di Valleggio, i tortellini alle zucche di Valleggio sul Mincio e anche a Mantova? Ah, vedi che non lo sapevo. E quindi anche lì c'è l'occasione per coniugare buon cibo e Cultura e bici storia. e cultura, come sempre, come noi amiamo fare. Direi che anche per questo itinerario ciclabile di un giorno è tutto e vi rimandiamo alla prossima puntata. Vi lasciamo la vostra cartina per studiarvelo meglio. Potete scaricare anche la traccia GPS se volete. Dal nostro sito lifeintravel.it e godetevi questa primavera che sembra già estate ormai. Esatto. Buone pedalate, ciao! Ciao!